Biancazzurri spacciati in Serie D, rossazzurri in corsa per la promozione in Serie B, previsione della vigilia pienamente rispettate, al triplice fischio di chiusura in uno stadio, quello del De Simone di Siracusa quasi deserto, Acragas 1, Catania 3. Lo strapotere della formazione di Lucarelli ha prevalso contro una squadra che ha sì risposto presente, ha risposto all'appello, ma senza stimoli concreti ha potuto davvero fare poco. Ad aprire le marcature Lodi intorno alla mezz'ora, il raddoppio non tarda ad arrivare e porta la firma di Curiale. L'Acragas prova a reagire ma subisce il terzo gol con Mazzarini. Il gol della bandiera lo realizza Pastore. Per l'Acragas ormai scorrono i titoli di coda. Per il Catania invece il finale è ancora tutto da scrivere. Dopo il pareggio dello scorso turno contro la Juve Stabia, i rossazzurri riprendono la corsa verso l'inseguimento del Lecce, distante ancora 4 lunghezze, ma domenica i pugliesi osserveranno il turno di riposo. Domenica l'11 di Lucarelli sarà messo di fronte ad un altro derby, quello con il Trapani, che accusa un ritardo in classifica di 3 punti rispetto ai prossimi antagonisti di turno. Completa nel quadro della giornata di ieri la brutta sconfitta fuori casa per il Siracusa, battuto per 1-0 dal Catanzaro. Gli Aretusei sono ora al nono posto, sconfitta di misura anche per la Sicula Leonzio, che ha perso in casa per 1-0 contro il Cosenza.